Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG anche oggi per raccontarvi le notizie dal territorio. Ce ne sono tante di cui parlare perché fra poco parleremo del caldo record di questi giorni, dei bollini rossi, della criticità anche a Bassano del Grappa. Parleremo dell'incendio che solo stamattina è stato domato all'interno di Porto Marghera. Ci collegheremo per capire la situazione, incendio di materiali ferrosi anche con un'aria per lungo tempo irrespirabile. Dovremo parlare ancora di furti e di quant'altro. Prima però un aggiornamento veloce su quanto accaduto a Verona già ieri, cioè l'omicidio dell'80enne Grazia Rizzardi, uccisa a coltellate dal figlio Andrea Recchia di 52 anni, attualmente in carcere con l'accusa appunto di omicidio. Non è escluso che il delitto sia legato alla malattia degenerativa della donna. Sarà l'autopsia a dover chiarire con quanti fendenti abbia infierito sulla madre il 52enne di Verona arrestato dalla polizia per omicidio volontario. Andrea Recchia, questo è il nome dell'uomo, ha utilizzato un coltello da cucina per colpire la donna, Grazia Rizzardi, 80 anni. L'arma è stata recuperata in casa e posta sotto sequestro. Stando alle informazioni fin qui emerse, l'anziana soffriva di una malattia degenerativa ed era proprio il figlio a occuparsene. Pittore, che anche tra i vicini di casa in via Boccioni a Borgo Venezia piazzava i suoi quadri, i suoi lavori, uccisa la madre non è escluso dopo una lite, un diverbio, dal momento che sarebbero state avvertite delle urla prima che il dramma si consumasse. Recchia ha telefonato a un'amica a cui ha confessato quello che aveva appena fatto. La donna ha allertato le forze dell'ordine, ma al loro arrivo per la pensionata non c'era più nulla da fare. Il 52enne ha ammesso dunque le proprie responsabilità. Quanto al movente del delitto, resta da accertare se possa essere collegato al progressivo aggravamento delle condizioni della pensionata. I due, hanno riferito i residenti della palazzina in cui abitavano, risultavano persone semplici e ben educate, riservate nel loro modo di vivere, unite tra loro, con il figlio che accudiva la madre e la accompagnava a fare la spesa. Rinchiuso in carcere a Montorio, è ora in attesa dell'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto. E adesso continuiamo con la cronaca. Vi dicevo, fra poco ci collegheremo con Bassano, anche con Marghera, per parlare da una parte del caldo record, dall'altra dell'incendio di Porto Marghera, un incendio che ha destato grande preoccupazione per le fiamme e adesso desta preoccupazione anche per l'aria irrespirabile. Restiamo però in tema di omicidi, andiamo nella Marca Trevigiana per tornare a parlare dell'omicidio di Varago di Maserata. Per la Cassazione fu legittima difesa, uno degli elementi evidenziati nelle motivazioni che hanno portato all'annullamento della sentenza per Elia Fiorindi. Un video ritenuto fondamentale nella ricostruzione della morte di Aymen Adda Benameuri, il 17enne accoltellato l'11 maggio 2023 a Varago dal 21enne Elia Fiorindi. La Cassazione spiega come durante l'azione la vittima avesse in mano un oggetto appuntito che sembra un coltello. Per la Cassazione dunque gli elementi evidenziati dalla difesa e presenti nel video possono configurare la legittima difesa. Non solo, ma le motivazioni della Corte d'Appello su questi punti è stata contraddittoria. La motivazione della Cassazione è veramente stringente, nel senso che ha dichiarato che la sentenza della Corte d'Appello è carente e contraddittoria rispetto a quelli che erano i punti che avevamo evidenziato, e cioè il fatto che Fiorindi avesse agito in uno stato di legittima difesa perché gli elementi che erano stati evidenziati, e cioè il fatto che fosse stato aggredito con un coltello preso per il bavero con modalità violente, costituiscono presupposti per la legittima difesa. La decisione della Suprema Corte rinvia il processo nuovamente in appello. Per l'avvocato questa potrebbe essere la vera svolta. La Cassazione ha restituito gli atti alla Corte d'Appello, ad altra sezione alla Corte d'Appello di Venezia, per un nuovo giudizio che deve tener conto di questi che sono gli elementi che la Corte di Cassazione ha valutato, e cioè il fatto che quegli elementi di cui ho parlato sono effettivamente degli elementi che sostengono la legittima difesa, e quindi è prevedibile, anche se il carattere prudenziale
sostanziale dell'affermazione è necessario, è prevedibile una sentenza assolutoria. Elia e Aymen si erano trovati a Varago per trattare una cessione di stupefacente che sarebbe dovuto essere acquistato dal 17enne. Una volta incontratisi, quest'ultimo avrebbe chiesto al più grande di spostarsi in una zona più riservata. L'impianto di videoregistrazione avrebbe consentito di immortalare quei momenti e l'analisi della loro visione confermerebbe quanto dichiarato da Fiorindi al pubblico ministero al tempo dell'interrogatorio, ovvero che avrebbe temuto per la sua vita. Improvvisamente Adda l'avrebbe afferrato con un coltello in pugno. Il resto è la cronaca di una tragedia. Una tragedia sfiorata invece nel cuore di Treviso, con un cittadino dominicano ferito con armi da taglio e picchiato, indaga la polizia. È stato trovato a terra in una pozza di sangue. Si tratta di un cittadino dominicano di 41 anni. L'uomo è stato vittima di una violenta aggressione, colpito con armi da taglio, coltelli o cocci di bottiglia e poi picchiato. È accaduto nella notte in piazzetta Giustinian Recanati nel cuore di Treviso. A dare l'allarme sono stati i militari dell'esercito italiano che durante il pattugliamento della zona hanno notato il 41enne riverso a terra con una profonda ferita sulla fronte. Immediatamente sono stati allertati i sanitari del SUEM 118 che hanno portato l'uomo in ospedale, cosciente ma sotto shock e provato dalle percosse subite. Le indagini affidate alla polizia che stanno cercando di ricostruire l'aggressione e risalire ai responsabili del pestaggio. Gli agenti stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli occhi elettronici potrebbero aver immortalato l'agguato. Non si esclude la pista del regolamento di conti. La piazzetta era compresa nella zona rossa. L'area a tutela rafforzata in vigore fino a metà luglio. Una piazzetta dove liti e risse accadono spesso. Ha sentito di una rissa di ieri sera qua con i dominicani? No, lui no, non abbiamo sentito niente. Ma qui com'è la situazione? Di notte ogni tanto è casino. Ma stranieri o roba? Chi lo sa, si gridano, prendono la botte da soli non si sa, sono anche stranieri, sì, tutte le razze. Un fatto analogo era accaduto qualche settimana fa in un quartiere di Treviso, Sant'Angelo, dove un cittadino indiano di 37 anni, Dupinder Jet Singh, sarebbe stato aggredito e picchiato. L'uomo era stato portato in ospedale una decina di giorni dopo, il 14 luglio scorso. Purtroppo, a causa delle gravi lesioni riportate, era deceduto. Si sospetta che l'uomo sia stata vittima di un'aggressione. La zona del presunto pestaggio è priva di telecamere, per questo gli investigatori stanno analizzando le celle dei telefoni cellulari della zona nel tentativo di individuare gli eventuali autori di quello che sembra essere stato un vero e proprio pestaggio. Allora andiamo a Porto Marghera perché solo questa mattina c'è stato poi l'intervento finale, gli ultimi interventi delle squadre dei Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo che ha tenuto con il fiato sospeso per tutto il pomeriggio e la serata i residenti di Marghera e non solo, ma c'è da capire adesso anche la situazione dell'aria. Fino a questa mattina c'era anche la precauzione di tenere le finestre chiuse. Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicola, l'allerta ambientale è terminata alle 9:45, così dalle disposizioni dell'ARPAV, anche se resta l'allerta alta per le zone che sono state le zone adiacenti al rogo, che è avvenuto proprio a 2 passi da noi, alla banchina A, che si trova esattamente alle nostre spalle del terminal di Fusina qui a Porto Marghera, dove però non c'è stato consentito l'accesso in quanto la Capitaneria di Porto non ha autorizzato nessuno di noi giornalisti presenti. Ci sono infatti con me anche i colleghi di altre testate e dunque il rogo, il secondo, è divampato ieri pomeriggio ed è stato acceso per tutta la notte e così per tutta la mattinata, nonostante il rapidissimo intervento dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con gli idranti della Capitaneria di Porto e con l'elicottero. Insomma, è stata una notte veramente molto concitata, quella appena trascorsa, con il fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza e che soprattutto si è orientato poi nel corso della nottata verso Mestre, in particolare nelle zone di via Piave e viale San Marco con via Bissuola, dove l'aria era veramente irrespirabile, un'area di piombo, hanno
detto molti cittadini che per protesta questa mattina dalle 11:30 davanti al municipio di Marghera si sono ritrovati per un flash mob contro i mancati avvisi del comune per quanto stava accadendo, ma dal comune la comunicazione che le sirene non erano funzionanti. Vero è, dicono sempre cittadini e associazioni del territorio, che nemmeno la polizia locale ha girato munita di megafoni per allertare e avvertire la popolazione. Noi adesso siamo in attesa, Nicola, del sindaco di Venezia, Simone Venturini, che si trova con il comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, Alberto Maiolo, in sopralluogo proprio dove è accaduto il rogo, e non appena arriveranno li intervisteremo. Soltanto una cosa volevo dirti, che il rogo si è sviluppato in un deposito, una sorta di discarica di materiali ferrosi ed elettrici. Sembra infatti che a prendere fuoco siano state alcune batterie elettriche, ma ne sapremo di più nel dettaglio tra poco, non appena riusciremo a intervistare sia il sindaco Simone Venturini di Venezia che il comandante dei Vigili del Fuoco di Venezia, Alberto Maiolo. E da Fusina è tutto, ti restituisco la linea con la parte tecnica di Sandro Ponchio. Nicola. Grazie a Anna Maria Parisi. Il rogo insomma che è stato domato. Fra poco parleremo del caldo. Legato al caldo è anche il traffico, perché chiaramente chi si mette in viaggio in queste ore deve affrontare anche il problema del caldo. C'è il secondo weekend di bollino nero per l'esodo. Vediamo come sta andando, perché l'attesa è abbastanza importante di flusso di veicoli. Dalla sede di Autostrade Alto Adriatico a Palmanova, Omar Costantini, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la linea. Siamo col direttore Sartelli proprio all'interno della sala operativa, dove secondo per secondo si sta monitorando il traffico autostradale per quanto riguarda le tratte di concessione appunto di Autostrade Alto Adriatico. Direttore, per quanto riguarda così una panoramica generale tra Friuli e Veneto, come sta andando? Beh, il traffico è sicuramente conferma il bollino nero. Ci sono state partenze intelligenti, perché abbiamo avuto traffico già dalla mattina presto e abbiamo un aumento di traffico del 10% alle uscite Caselli, quindi vuol dire che anche verso le riviere venete il traffico è molto intenso. Sappiamo che soprattutto per quanto riguarda i nostri amici che in questo momento ci guardano dal Veneto, San Donà e praticamente Portogruaro e San Stino di Livenza, no? Sì, sono uscite che sta passando molto traffico. Non ci sono criticità di code, ma i piazzali di Fratta sta già funzionando, no? Sì, è molto utilizzato sia durante il giorno per le pause e durante le notti sono sempre piene. Bene, quello che conta è che siete operativi, tutto sotto controllo, qualsiasi istante pronti a intervenire e soprattutto guidare con prudenza. Certo, queste sono giornate previste, quindi noi abbiamo circa 300 persone in campo per gestire questo esodo. Grazie direttore, buon lavoro, la linea torna a te Zanetti per la prosecuzione della nostra pagina informativa. Grazie a Omar Costantini. Abbiamo credo Federico Fusetti da Padova? Chiedo alla regia, chiedo a Renato Cappoi e a Francesca Pezzo se abbiamo Federico Fusetti da Padova o forse abbiamo Mirko Cavallin. Ok, allora continuiamo con la cronaca, parliamo di Maranza, ben 8 quelli colpiti da un daspo urbano della questura. Hanno aggredito per tentare di rapinarlo un 17enne in un parco di Padova. Federico Fusetti, buongiorno. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Siamo in via Romana Ponense a Padova, nella zona di un centro commerciale, un fatto di cronaca che insomma preoccupano un poco. Parliamo di Maranza, insomma questi giovani che così vengono definiti con il loro atteggiamento un po' spocchioso, che spesso prendono di mira loro coetanei senza motivo. Insomma è successo anche qui. Io sono in compagnia di un residente, il signor Roberto, tra l'altro adesso fra poco lo chiameremo in casa
causa, ma prima vi racconto quello che è successo, cioè un ragazzo di 17 anni è qui in questa zona del centro commerciale con la sua bicicletta, viene accerchiato da 8 ragazzi, 6 dei quali minorenni e 2 maggiorenni. I minorenni hanno tra i 15 e i 17 anni, cominciano a scherzare, poi gli scherzi diventano un po' minacce, se la prendono con la bicicletta, poi con lui, vedono che ha una catenina d'oro e allora ovviamente la prendono di mira anche quella, vogliono farsela consegnare, quindi è una rapina, è una tentata rapina vera e propria. Questo ragazzino, per fortuna sua, riesce in qualche modo a sfuggire all'accerchiamento di questi 8 ragazzi. Intanto Federico Cibotto vi sta mostrando la zona e riesce a fuggire avvisando le forze dell'ordine. Arrivano subito 3 volanti della questura in tempi rapidissimi e insomma in una zona qui vicino riescono a fermare questi 8 giovani che vengono identificati, come dicevo, 6 minorenni, alcuni con precedenti già legati proprio a rapine, insomma non erano volti nuovi per le forze dell'ordine. Finisce con una denuncia e finisce con 8 provvedimenti, possiamo chiamarli DASPO anche se non è proprio il termine esatto, cioè loro per 3 anni non potranno più avvicinarsi a questo centro commerciale. Signor Roberto, non so se basterà, perché insomma in realtà questi giovani un po' spadroneggiano in lungo e in largo. Sì. Adesso non so se tutti questi ragazzi facciano parte del quartiere, comunque da molto tempo a questa parte ci sono dei gruppi di ragazzini che padroneggiano ovunque, creano problemi. A parte questo ultimo caso che è abbastanza grave, disturbano la quiete, spaccano un po' tutto quello che è d'intorno. Anche perché qui il fine settimana insomma non ci sono i controlli, non ci sono, anche poi i negozi sono chiusi. Bravissimo, purtroppo qui nel borgo che abbiamo i negozi sono chiusi e diventa terra di nessuno. Loro in qualsiasi modo possono salire ai piani, l'ascensore funziona, le scale mobili funzionano, spaccano un po' tutto, idranti e quell'altro, e non va bene, non ci si... Voi come residenti siete organizzati, avete magari tra di voi comunicate se vedete qualcosa? Ma noi abbiamo un controllo di quartiere che lavora abbastanza bene, segnaliamo diciamo un po' tutti i casi che ci sono. Quando vediamo gruppetti, persone in auto sospette, questo viene subito pubblicato e costantemente e sempre ci sono queste segnalazioni, per questo non c'è problema. E dopo bisogna avvisare le forze dell'ordine, questo bisogna farlo senz'altro come viene sempre fatto alla fin fine. Ecco, un messaggio insomma anche per dire guardate che c'è chi vede, quindi non è che i residenti facciano finta di niente, siete impegnati anche insomma per cercare di tenere un po' sotto controllo la situazione. La vicenda è finita con una denuncia per tentata rapina, insomma anche questo è un messaggio. Le denunce poi si accumulano l'una all'altra e arriva il momento in cui questi minorenni rischiano magari di rovinarsi un po' la vita per questi episodi. Nicola, se non hai domande... No, ti volevo chiedere una cosa. Federico Cibotto è tutto e ti restituiamo. Aspetta sì. Federico, approfitto di te, visto che ci parli di Padova, ci racconti anche che c'è stato purtroppo un decesso di un anziano in bicicletta nella zona di Bovolenta, è così? È così, in via Sant'Antonio Abate, è una notizia che abbiamo avuto da poco, un anziano di 69 anni stava percorrendo questa strada, siamo a Bovolenta come hai detto, in bicicletta, secondo una prima ricostruzione fatta dal 118 dalle forze dell'ordine, l'uomo si è sentito male, ha appoggiato la bicicletta sul guardrail e evidentemente poi il malore è rimasto così forte che l'uomo è scivolato sull'argine ed è finito in acqua, dove è stato ritrovato purtroppo senza vita. Queste le prime informazioni che abbiamo, poi ovviamente insomma andremo sul posto e vi diremo qualcosa in più, però io lo collegherei a questo punto anche in qualche modo al caldo, anche se non sappiamo bene più nel dettaglio la dinamica. C'è questa possibilità insomma che le temperature di questi giorni abbiano purtroppo creato questo malore al signore. Grazie Federico. Allora ti ho chiesto questo proprio perché adesso sentiamo Mirko Cavallin, dunque potrebbe esserci il caldo
all'origine del malore di questo anziano, che ha colpito questo anziano, che poi è finito in un canale a Bovolenta ed è morto annegato nel Padovano. Tanti anziani disidratati per il caldo record che c'è in Veneto e in particolare a Bassano del Grappa, dove si trova Mirko Cavallin. Buongiorno Mirko. Buongiorno Nicola, con Alessandro Costacueta alla parte tecnica. Siamo all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale San Bassiano, dove sono stati segnalati nelle ultime ore diversi accessi proprio per la disidratazione di persone anziane che magari vivono da sole. Allora l'appello che ci è stato fatto proprio dall'ULSS è di fare attenzione agli anziani. È proprio una delle indicazioni che la stessa ULSS dà e che tra poco proveremo a riassumere. Nulla di grave per quanto riguarda questi anziani, ma appunto il caldo in casa, magari senza aria condizionata, e la poca acqua assunta bevendo anche in assenza dello stimolo della sete ha portato appunto a queste chiamate, a questi accessi al pronto soccorso. Le temperature, il record a Bassano risaliva al 2015 oltre a quello storico del 2003, ma ieri pomeriggio è stato battuto, come ci ha confermato Nicolas Farronato di Meteo Bassano e Pedemontana. Ieri, dopo 11 anni, 22 luglio 2015, Bassano del Grappa ha ritoccato il record di temperatura massima per quanto riguarda la città. Con 37,9 gradi, Bassano del Grappa ha un nuovo record di temperatura massima estiva, toccato proprio ieri 31 luglio 2026. Che dire, abbiamo superato anche il 2003, il più recente era il 2015 come ho detto, ma quello che si avvicinava di più era quello di agosto 2003, ma anche quello è stato ulteriormente ritoccato verso l'alto con 37,9 gradi. Diciamo che Bassano del Grappa è una città che spesso viene mitigata dalla brezza che arriva dalla Valsugana, soprattutto in giornata durante le ore più calde, ma ieri, complice una brezza che ha seccato letteralmente l'umidità, l'aria, avevamo umidità relativa intorno al 20-25%, ieri in giornata la temperatura è schizzata verso l'alto, sfiorando praticamente i 38 gradi in città. Valori, oserei dire, totalmente fuori scala per quanto riguarda la nostra Pedemontana, ma c'è stato anche di peggio, con valori che hanno sfiorato addirittura i 40 gradi su alcune zone del Vicentino e del Trevigiano, e purtroppo questa ondata di caldo continuerà anche per buona parte della prossima settimana, e possiamo pure affermare che fino al 7-8 di agosto, a parte qualche cenno di instabilità come è successo questa mattina, ma comunque con un refrigerio praticamente momentaneo, non avremo scampo a questa ondata di calore, che è la quarta della stagione. Stamattina appunto c'è stato un temporale che ha passato la zona pedemontana, qualche acquazzone ma nulla di che. Già adesso siamo intorno ai 35 gradi qui a Bassano e saliremo ancora. Vincere il caldo sono le indicazioni dell'ULSS che riassumiamo: uscire di casa nelle ore meno calde della giornata, quindi non come facciamo noi, ma noi lo facciamo per lavoro, tra le 11 e le 18, indossare abbigliamento adeguato e leggero, bere regolarmente anche in assenza dello stimolo di sete, alimentarsi in modo corretto, ridurre la temperatura corporea con docce e bagni con acqua tiepida, rinfrescare l'ambiente di casa e di lavoro, non lasciare a lungo l'auto parcheggiata al sole, e sembra ovvio ma si specifica anche di non lasciare mai, anche solo per pochi minuti, persone o animali all'interno, purtroppo è già successo. E poi, come dicevamo, sorvegliare per rendersi cura delle persone a rischio, in particolare gli anziani, magari quelli che vivono soli e non hanno l'aria condizionata a casa. Questa è la situazione che continueremo a monitorare. La monitorata per noi in centro a Bassano del Grappa Vanessa Banzato, interpellando alcuni cittadini proprio su questa ondata da 40 gradi. Con queste interviste, linea allo studio. 38-39 gradi con punte di 41, una cosa così non si era mai vista. Anche la città ai piedi del Grappa in questo 31 luglio boccheggia. Si prova a ripararsi con gli ombrellini, si prova a farsi aria con un ventaglio, ma l'effetto è quello del forno ventilato. Si gira con una bottiglia d'acqua sempre con sé, si cammina all'ombra sperando in un minimo di refrigerio. La gente, a parte qualche eccezione, fa fatica a sopportare queste temperature. Troppo caldo, troppo. Veniamo da Milano che fa ancora più caldo. Non immagino
gli anziani come me che fanno fatica anche a camminare, respirare, ci vorrebbero dei bocchettoni d'aria da tutte le parti per rinfrescare un po'. Tanto caldo, bisogna bere e mangiare leggeri. Ma una cosa del genere si era mai verificata? A suo ricordo? Ma certo che no. È critica, molto critica. Si fa fatica a sopportarlo? Sì, molto, abbastanza. Ma a suo ricordo un luglio del genere, anche se oggi è l'ultimo giorno di luglio, è mai stato? No, non mi ricordo, no. Difficile anche farsi una passeggiata in centro? Sì, infatti adesso andiamo all'ombra e poi scappiamo. Si sta benissimo. Ah, piace? Molto, si apprezza. L'inverno è stato lungo. Fa caldissimo oggi. Ma voi vi ricordate un caldo del genere in passato? Ma del 2003 mi pare, che aveva cominciato ad aprile, poi fino a settembre-ottobre. Cosa bisogna fare per trovare refrigerio oltre a usare magari il ventaglio? Adesso andiamo a casa al fresco. Caldo. Gestibile? Gestibile, sì, finché si passeggia non c'è problema. 40 gradi a fine luglio sono normali. A lei non dà un fastidio? No, a me piace il caldo. E la situazione diventa molto pesante anche per chi deve lavorare sotto il sole, tanto che... Non lavoriamo perché andiamo via, siamo venuti solamente per guardare. Perché è insopportabile? Sì, esatto, non si riesce, quindi non lavoriamo. Diventa pericoloso anche? Sì, esatto. Un fine settimana che si prospetta altrettanto bollente, ma che non frena i turisti. Very hot. Too much? Too much for us. Il caldo è caldo anche nelle abitazioni dove i residenti si trovano di fronte ai ladri, un altro tipo di calore ovviamente. C'è tanta ansia, c'è tanta paura, c'è chi reagisce, li rincorre. È successo a Quinto di Treviso, ci racconta tutto Edi Kaliman, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e ai telespettatori con Ezio Marangon, che siamo in via San Vitale, giusto a Quinto di Treviso, e proprio per il caldo avevano le finestre aperte 2 giorni fa, ci raccontava, e sua moglie si è trovata invece un ladro faccia a faccia. Ci racconti? Sì, era giovedì sera verso le 22:40. Siccome noi di giorno siamo via, la casa è sempre chiusa, apriamo i balconi verso le 8 finché andiamo a letto, dopo verso le 11 chiudiamo. Lasciamo aperti i balconi, finestre e mettiamo giù le zanzariere per le zanzare. Mia moglie è andata a letto alle 10:30, 22:30 diciamo, e a un certo punto io ero in cucina e a un certo punto vede dei bagliori delle luci che entrano dalle finestre. Ma di solito ho detto, sento la macchina passare, ho visto le luci però non sento la macchina passare perché c'è la strada davanti alla casa. Allora si è allarmata un po', ho detto, ma dove è andata la macchina? Ora si spoglia davanti e la macchina non c'era nessuno. Va a vedere dietro la parte del bagno, verso il piopetto che c'è in fianco, e vede una macchina che era entrata, andata fino a metà piopetto, dopo si era fermata, si era girata e si è tornata verso avanti per scappare, diciamo, per mettersi in posizione. Mi ha chiamato subito a vedere, guarda che è entrata una macchina. Io mi sporgo dalla finestra della camera della mia figlia, vedo la macchina perché vede le lucette delle portiere aperte, le luci dentro, e sento dei rumori metallici di ferri, di levarini, di cacciaviti, roba metallica così. Ho detto no, mia moglie, questi qua sono ladri, ho detto stiamo attenti. Allora ho detto appena intanto chiamo i carabinieri, chiamiamo subito i carabinieri, tanto io vado a prendere il telefono in cucina. Nel frattempo che torno sento la mia moglie che grida, la tapparella che scatta su, boom, una botta, perché si è trovata davanti il ladro con un berrettino blu, quel frontino con le scritte bianche, quello è rimasto impresso, però il viso non si ricorda di averlo visto, se era chiuso, se era un fazzoletto, se aveva passamontagna, cosa avesse. Subito il ladro è scappato perché ci sono le videosorveglianze, le telecamere che hanno registrato. Il ladro scappa, salta la rete di recinzione e si avvia verso la macchina. Io ho visto lui che scappava, ho detto adesso io non vado a cercare di prendere il ladro, ma ho detto al limite prendo il numero della targa della macchina. Ora salto fuori per la finestra. Salendo fuori per la finestra mi sono infortunato il piede perché ho preso il tallone sul cemento. E niente, ora loro tanto sono partiti, io vado verso la strada un po' per prendere la targa, però ho tirato su un polverone sulla terra che non si è più visto niente. Comunque ho riconosciuto che la macchina era un Alfa Romeo Stelvio bianca che è partita a tutta velocità verso il Quinto.
E dopo niente, ho fatto denuncia ai carabinieri, ho fatto tutti i rilievi, ho messo i video, telecamere e tutto quanto. Insomma, quello che resta però, diceva, è la quarta volta che succede. È la quarta volta qui che mi succede. La prima volta hanno portato via tutto, poi altre 3 volte abbiamo avuto la fortuna che abbiamo trovati fuori e siamo riusciti a farli scappare, sono scappati. Però non si vive più bene, capito? Perché c'è sempre il terrore che vengono, perché tutte le ore del giorno sono buone, non sei più tranquillo a muoverti, attenti che bisogna sempre rimanere uno a casa, perché mia moglie è scioccata perché si è trovato davanti tutto un brutto vivere adesso. Ezio, grazie per questa testimonianza. Nicola, questo da Quinto di Treviso, se non hai domande con stiamo proprio vedendo in queste le immagini della corsa del ladro, facciamole vedere pure. E il ladro che scavalca la recinzione e poi il signor Ezio che nella foga salta dalla finestra e si è anche fatto male. Eccolo qua, lo vedete in questo momento, eccolo qui, mentre l'auto del bandito sfreccia via il bandito che se ne va. Insomma, immagini davvero incredibili, immagini impressionanti, perché raccontano anche della concitazione di questi momenti. Grazie a Eddie Kaliman, grazie al signor Ezio, grazie a Tommaso Migot per la parte tecnica. C'è però un servizio di cui ci vuoi parlare? Certo, assolutamente, perché appunto non è solo Quinto di Treviso ad essere colpita, ma anche la zona di Zero Branco e quella di Ponzano, e proprio a Ponzano ieri è stata la nostra Francesca Bozza. Ti vorrei lasciare con le testimonianze che ha raccolto. Non si è tranquilli? Assolutamente no, perché più li avvisi, cioè più che stai attenta e peggio è. Speriamo che, come ho detto a mio marito, non sia un avviso che vengano magari un'altra volta. E questo ora è il timore della famiglia Baseggio di un ritorno dei ladri nella loro abitazione nel quartiere Albastona a Ponzano. Martedì sera la figlia 28enne di Monica sta dormendo sul divano. A un certo punto alle 11:30 si è visto puntare una pila in faccia. Si è svegliata di soprassalto e c'era un personaggio abbastanza alto. Il cane ha fatto il disastro perché ha abbaiato tantissimo. Il tempo che noi siamo messi a urlare i ladri sono scappati. I carabinieri già in zona per altre segnalazioni hanno perlustrato l'area, ma dei malviventi nessuna traccia, scappati quasi sicuramente attraverso gli stessi campi dai quali erano arrivati, complice il buio. Poco prima una parente che abita all'inizio di via Dante Alighieri, messa in allerta dall'abbaiare della sua cagnolina, aveva visto un uomo vestito di nero allontanarsi. Che è entrato in quella stradina che porta ai campi, che probabilmente poi è andato dai vicini, dei parenti qui in fondo alla strada. Questo ho visto, grazie alla cagnolina che ha fatto da antifurto. Altrimenti rischiavano di entrare anche qui? Probabilmente sì, io credo fossero già entrati lì in giardino, cioè che avesse già scavalcato la recinzione. Non si può stare tranquilli neanche in casa propria, e non era notte, insomma erano le 11:30 di sera. Solo un tentato furto, ma che ha lasciato una ferita profonda nella famiglia Baseggio. Certo che è stato scioccante per sua figlia. Per mia figlia sì, sono 3 notti che non dorme. Come si vive col terrore? Spieghi a mia figlia, perché io sono grande, ho una certa età, lei non ha neanche 30 anni, però la paura è stata tanta, ma tanta. Tremava la figlia. Il sindaco di Ponzano, che ha portato la sua vicinanza alla famiglia, è consapevole che se non ci sarà un intervento a livello legislativo la situazione rischia di degenerare. Come amministrazione concorreremo ai bandi regionali per la sicurezza e la videosorveglianza, non in quelli nazionali che tanto sappiamo di non avere possibilità, visto che sono dedicati in altre parti d'Italia, e comunque la videosorveglianza non può essere sicuramente la soluzione. Probabilmente in Italia deve cambiare qualcosa rispetto alle leggi e la possibilità, non dico di difendersi ad ogni limite, ma in questo caso, per esempio, l'offesa è stata una pila e la violazione di domicilio, la difesa cos'era? Puntare una pila in faccia ai ladri, e il cane abbaiato avesse morso, cosa sarebbe successo? Io credo che le cose qui in Italia devono cambiare, altrimenti rischiamo che il popolo italiano intervenga in maniera diversa. E adesso a Vicenza, con una 97enne derubata dei gioielli da una 39enne che era entrata in casa dell'anziana per commettere il furto. Inseguita questa ladra è bloccata dal nipote della vittima. Furto di gioielli, entra in casa di un'anziana e la deruba. Succede a Vicenza, è il nipote della vittima, una 97enne con gravi deficit cognitivi e motori, a sventare il colpo. L'uomo, che assiste la 90enne quotidianamente, nota una macchina con 2 sconosciuti a bordo e il cancello d'ingresso dell'abitazione spalancato. Entra in casa e sorprende una donna a lui sconosciuta che tenta di giustificarsi sostenendo di aver riaccompagnato l'anziana dopo averla trovata in strada.
Ma la storia non convince il giovane, che si insospettisce mentre la donna si allontana. A questo punto il nipote si mette all'inseguimento della sospettata e con l'aiuto di un passante riesce a individuarla poco distante. Prima di bloccarla però lei tenta di disfarsi della refurtiva gettando all'interno di un tombino diversi gioielli appartenenti all'anziana vittima. Nel frattempo, allertata, arriva la polizia. La sospettata, portata in questura, viene trovata in possesso di altri gioielli. L'intera refurtiva del valore di circa 8.000 euro viene recuperata e restituita. L'indagata è stata arrestata per furto in abitazione aggravato. Era stato invece di 600.000 euro il bottino della violenta rapina ai danni di 2 orefici commessa a Marostica il 5 settembre scorso. Adesso c'è un indagato a Caserta. Una violenta rapina avvenuta a Marostica il 5 settembre scorso ai danni di 2 orefici il primo giorno della Fiera dell'Oro a Vicenza. Un'aggressione con un bottino di oltre 600.000 euro di cui non si era mai saputo nulla. La denuncia da parte di un imprenditore orafo brasiliano di 63 anni e una cittadina svizzera di 81 era stata presentata la stessa sera agli agenti del commissariato di Bassano. Adesso la polizia informa che c'è un passo avanti nelle indagini. Il 29 luglio gli agenti del commissariato hanno eseguito a Castelvolturno, in provincia di Caserta, un decreto di perquisizione personale domiciliari nei confronti di un 27enne napoletano, già conosciuto dalle forze dell'ordine per numerosi precedenti e condanne. È sospettato di aver fatto parte della banda e indagato a piede libero. Durante la perquisizione sono stati sequestrati 2 telefoni cellulari in uso all'indagato che saranno sottoposti ad accertamenti tecnici nella speranza di recuperare elementi utili a ricostruire ruoli, contatti e dinamica del colpo commesso dalla banda. L'inchiesta nasce dalla brutale aggressione subita dai 2 imprenditori all'esterno di un locale pubblico. Un comando composto da almeno 3 persone li aveva assaliti con violenza, provocando anche lesioni personali per impossessarsi dei 2 trolley riposti nella macchina della coppia, contenenti l'ingente quantitativo di pietre preziosi, in particolare acque marine. E poi ci sono le truffe, ne parleremo subito dopo la pubblicità perché sentiremo lo sfogo di un cittadino nella Marca trevigiana che ha avuto la mamma ingannata dal finto carabiniere, però preso e liberato subito dopo. La mamma di Marco all'inizio dell'anno è stata vittima della truffa del finto carabiniere, una telefonata che avvisa di un furto mai avvenuto, bisogna confrontare i gioielli con quelli che ci sono in casa, la vittima ci casca e apre la porta al finto perito, oltre mezzo chilo d'oro e di ricordi di anni che vanno in fumo, ma è quello che accade dopo che lascia basito Marco. È arrivato un perito in casa e per fortuna si è limitato a darle una spinta una volta che ha preso i gioielli ed è scappato via. La cosa che fa schifo è che è stato beccato il giorno dopo dalle forze dell'ordine con la refurtiva di un'altra signora che era stata appunto derubata. Imbarazzante il fatto che non siano state controllate le celle telefoniche, che non siano state controllate tutte le telecamere lo stesso giorno e quindi si è dato il tempo a questa persona di portare la refurtiva o a un compro-oro o agli zingari che le fondono queste cose. Ad oggi in procura non è ancora stato digitalizzato tutto il lavoro fatto dai carabinieri. Un senso di impotenza e di scoraggiamento che pervade chiunque faccia denuncia, vanificando il lavoro delle forze dell'ordine e la fiducia dei cittadini nello Stato. I delinquenti sono a piede libero e questo è un incentivo alla cattiva gente di fare quello che vuole. Noi siamo impotenti, il sindaco dov'è? Il questore dov'è? Il prefetto dov'è? Il ministro che è di Treviso dov'è? C'è poca gente che combatte, c'è Cristian Demma che sta facendo una battaglia da solo da anni. Noi cosa facciamo? Dov'è la destra italiana? Allora sono forti coi deboli e deboli con i forti. Non è giusto, non si può andare avanti in questo modo. Deve succedere qualcosa, se non succede qualcosa diamo la libertà alla malavita di avere carta bianca su qualsiasi cosa.
Non è una questione nemmeno politica, ma più di tempi cambiati e di leggi che vanno modificate. E se le leggi danno modo a queste persone di scamparla, queste leggi vanno cambiate. Stiamo solo perdendo tempo e continueremo a perdere tempo. Treviso 15 anni, 20 anni fa non era così. Ai tempi di Gentilini la sinistra lo prendeva in giro, caccia ai leprotti, i teschi sugli attraversamenti pedonali. Lui andava in giro, non andava sui social. E poi c'è Conegliano alle prese con anche in questo caso il tema sicurezza. Ieri proprio a Treviso c'è stato un vertice in prefettura per la sicurezza, ci sarà una pattuglia fissa in centro e anche il sindaco scenderà in strada. Abbiamo deciso, nonostante non siano in aumento i reati e i dati ci dicono questo, di intensificare i controlli in centro e di mettere una pattuglia fissa, questa è la novità, ogni sera in centro città che passeggerà dalle 10 a mezzanotte insieme al sindaco, perché la maggior parte delle volte sarò assieme a loro e penso che questo sia una risposta pratica, effettiva e anche veloce al disagio che oggi stanno provando molti cittadini. Il disagio non è dei giovani, anzi dei deficienti, come li chiama il sindaco Fabio Chies, ma dei cittadini provati dai piccoli criminali che in queste ultime settimane si sono fatti particolarmente notare in città, tra pestaggi da parte del branco, accoltellamenti, danneggiamenti e furti. Per questo ha chiesto e ottenuto un vertice con il prefetto e il questore e tutte le forze dell'ordine che hanno trovato una soluzione che si spera faccia da deterrente. Chiamo deficienti, continuo a chiamarli così, sono delle persone che non vogliamo vedere, ma l'appello è anche alle famiglie, perché questi ragazzi devono essere comunque controllati dalle famiglie e soprattutto richiamati dalle famiglie. Noi siamo e abitiamo in una città, in un territorio tranquillo, con un'educazione di un certo tipo e vedere che c'è questa deriva non ci piace assolutamente, per cui alziamo il livello dell'attenzione e questa pattuglia in centro secondo me serve anche come deterrente per tutti loro. Ma il sindaco invoca anche il pugno più duro. L'ultima stretta del governo sull'imputabilità sempre presunta dei minori è un segnale, ma può non bastare. Ci soddisfa, ma vogliamo vedere gli effetti pratici, perché gli annunci sono una cosa, poi vogliamo vedere che praticamente ci sia la certezza della pena per questi ragazzi e la possibilità di intervenire da parte delle forze dell'ordine. Fabio Chies vorrebbe per loro lavori socialmente utili e in condizioni difficili. È chiaramente una provocazione, ma l'esasperazione ha raggiunto il punto di non ritorno. I lavori socialmente utili penso che non bastino più, bisogna mandarli a fare lavori di fatica, magari anche sotto il sole, così capirebbero cosa vuol dire far fatica. Lei ci sta pensando? No, io ci penso da tempo, ma bisogna che ci permettano di farlo. Magari ci sono tante aiuole da tagliare in città, tanti argini del Monticano da ripulire e penso proprio che farebbe bene loro, magari anche senza cappellino in testa. Insomma, parole che raccontano di un'esasperazione anche del primo cittadino di Conegliano. Torniamo a parlare a Enego della incredibile vicenda shock del falso attentato, secondo la procura, che avrebbe organizzato lo stesso Adriano Cappellari, il giovane cronista, per attirare l'attenzione su di sé. Secondo gli inquirenti un piano studiato nei dettagli anche con l'intelligenza artificiale. Un piano costruito passo dopo passo. È questa la convinzione dei carabinieri, per i quali Adriano Cappellari non avrebbe improvvisato nulla. L'obiettivo, ipotizza la procura, era conquistare notorietà nazionale, trasformandosi da cronista locale a giornalista simbolo della lotta alla criminalità, fino ad aprirsi una strada in politica. Come dice lo psicologo e giornalista Lino Cavedon, sicuramente in questo giovane poco più che ventenne ci sono tratti di personalità che sono emersi con prepotenza in questo caso, perché è risultato manipolatore, cioè ha alterato fatti per influenzare gli altri a proprio vantaggio. Per rendere credibile il racconto, Cappellari ha coinvolto nomi di grande richiamo. Prima le lettere indirizzate a Don Maurizio Patriciello, il sacerdote anticamorra di Caivano. Poi il coinvolgimento della premier Giorgia Meloni per amplificare il caso sul piano mediatico e istituzionale.
Anche l'intelligenza artificiale avrebbe avuto un ruolo nella pianificazione. Sarebbe stata utilizzata per predisporre testi, un impiego che i carabinieri di Bassano ritengono parte integrante della strategia, insieme alla preparazione materiale del presunto attentato. Ci sono poi gli accertamenti tecnici. Sul computer sequestrato sono state trovate le tracce della stesura delle lettere, la carta prepagata utilizzata per acquistare il materiale impiegato nella messa in scena dell'incendio, l'analisi biometrica supportata dall'intelligenza artificiale ritenuta compatibile con Cappellari e infine le immagini delle telecamere, dalle quali non risulterebbe alcun estraneo arrivare o allontanarsi dall'abitazione nel momento dell'attentato o presunto tale. Cappellari ai carabinieri qualche ammissione l'ha già fatta. Sarà interrogato nei prossimi giorni alla presenza del suo legale Roberto Rigoni Stern, dalla PM Alessia Grenna. Non ha compreso il ruolo del giornalista che riferisce fatti e non finzioni, che deve attenersi ad una precisa deontologia. Non è finzione invece l'esasperazione, l'abbiamo visto anche qualche servizio fa, dei residenti alle prese con la questione sicurezza. Si parlava in quel caso di truffatori, ma poi c'è il degrado costante nei centri storici e la richiesta più diffusa tra i vicentini ed emersa anche dai recenti sondaggi è proprio quello di maggiore sicurezza, di elevare il grado di sicurezza, e a chiederlo maggiormente sono i commercianti del centro storico di Vicenza. Vicenza pretende sicurezza. Era il 10 maggio del 2025 che siamo scesi in piazza partendo da Viale Roma. Eravamo circa 600 persone, tra cui mamme, bambini, famiglie, anziani, che chiedevano sicurezza per Vicenza, perché già un anno fa era una situazione insostenibile e che ad oggi è sempre peggio. Sta degradando sempre più, sta diventando la città del degrado. Lo spaccio di discount della droga è diventata Vicenza. Questo non può continuare ad essere. Il livello di insicurezza e degrado in città, come testimoniano anche gli ultimi fatti di cronaca, ha superato da tempo il livello di guardia anche per i commercianti che da tempo chiedevano un cambio di rotta deciso alle istituzioni deputate e in particolare all'amministrazione comunale. Nonostante i risultati recenti di ben 2 sondaggi, il Governance Poll del Sole 24 Ore e quello realizzato da Demetra, che premiano l'operato della giunta Possamai, il tema sicurezza per i vicentini è lontano dall'essere risolto. Lo scaricabarile della maggioranza sulla mancata collaborazione col governo e con le forze politiche d'opposizione fa insorgere le minoranze che rilanciano le loro proposte. Purtroppo abbiamo un'amministrazione legata a un'ideologia che non comprende la gravità di cui si sta avvicinando la città di Vicenza. Le proposte sono da andare a potenziare il nucleo antidegrado, il settore antidroga, di potenziare i controlli serali e notturni da parte delle pattuglie anche in borghese, o dotarle di strumenti adeguati come il taser, come comunque il manganello. Ovviamente non siamo stati ascoltati in questi mesi, in questi anni, e questo è l'ennesimo risultato di una sinistra purtroppo che governa la città col prosciutto davanti agli occhi. Saremo pronti a scendere in piazza ancora e chiederemo ancora alle famiglie di scendere, perché la sicurezza non è un optional e la sicurezza è un fattore determinante per il futuro dei nostri figli, oltre che per il nostro vivere quotidianamente la città. Il tema della droga, dello spaccio, ma anche del consumo sotto gli occhi di tutti è un problema, una piaga che riguarda ad esempio Mestre, tanto che si è parlato in questi giorni ed è polemica di stanze del buco, una sorta di consumo assistito per evitare che tutto questo accada in strada, ma c'è anche la polemica e chi dice è inaccettabile che si possa pensare alle stanze del buco. C'è una controproposta di Fratelli d'Italia, tutto questo mentre Mestre si prepara alla grande mobilitazione di fine estate contro lo spaccio e la criminalità al grido di riprendiamoci la città. La nostra posizione è ferma per un secco no alla stanza del buco a Mestre. Fratelli d'Italia alza il muro, nessun dialogo, nessuna trattativa e respinge al mittente la proposta di aprire una stanza del buco a Mestre.
L'idea lanciata da Gennaro Marotta, presidente della municipalità di Mestre Carpenedo, non è un intervento su cui riflettere, ma una resa incondizionata dello Stato davanti alla criminalità e al degrado. Così i meloniani di Venezia chiudono la porta a qualsiasi discussione. L'idea che aprire una stanza del buco in un luogo specifico della città dove c'è già un grave problema, diciamo, c'è un problema di sicurezza, comporterebbe tutto un effetto negativo per il quale attirerebbe altri spacciatori, attirerebbe altre persone tossicodipendenti e creerebbe un disagio sociale importante di sicurezza non solo percepita ma di sicurezza reale per tutto l'intorno che va a creare. Lo Stato non può e non deve legittimare lo spaccio e l'autodistruzione. Con queste parole i meloniani denunciano altresì il rischio che l'ipotetica area scelta diventi a tutti gli effetti una calamita per spacciatori disperati da tutto il Veneto e non soltanto. La richiesta a questore e prefetto. Noi chiediamo al questore prefetto che faccia un coordinamento anche con i servizi sociali e i servizi sanitari che magari possono intervenire sotto altri aspetti nel problema e insieme a loro si trovi una soluzione che sia congiunta per ovviare al problema che c'è in questo momento a tenaglia i cittadini. Gennaro Marotta dal canto suo non arretra e rilancia. È una questione di salute pubblica. L'obiettivo primario è azzerare l'abbandono di aghi nei parchi, lungo i marciapiedi o vicino alle scuole. In sintesi, via le siringhe dalle strade, conclude. Insomma, è una vera e propria guerra di visioni. Da un lato c'è chi vede la stanza come un presidio medico per ripulire i quartieri dal degrado biologico, dall'altro chi la considera come un ghetto. Perché di fatto poi potrebbe sostanzialmente diventare una stanza dello spaccio. Noi chiaramente dobbiamo difendere la cittadinanza, dobbiamo difendere il quartiere e dobbiamo far sì che il quartiere, diciamo, sia rigenerato col bello e non attraverso il brutto. Mentre la politica si scontra, i residenti restano nel mezzo, divisi tra la paura dello spaccio quotidiano e l'incubo delle siringhe usate sotto casa. Residenti che contestano la reale utilità dei provvedimenti restrittivi vigenti, come la zona rossa, e per questo chiedono un coinvolgimento diretto del prefetto Darcopellos. I pusher, spacciatori che sono presenti nella nostra area ormai sono stanziali e si sono appropriati completamente del territorio, tanto che noi stessi cittadini residenti abbiamo paura a camminare per strada, ci dobbiamo camminare in mezzo, loro non si spostano, ci occupano completamente tutti gli spazi e ci fanno capire che loro sono i padroni del territorio. Residenti che rilanciano l'idea del consumo assistito ma fuori dai centri abitati, magari in qualche zona industriale abbandonata e dismessa da tempo. Noi avevamo già un'idea 4 anni fa, l'abbiamo buttata lì e sembrava una cosa mostruosa come idea. Noi pensavamo che potesse essere adibita a un certo tipo di personaggi, quindi pusher, tossici, prostitute, quindi diciamo personaggi che lavorano sulla strada e che ovviamente non offrono un bello spettacolo e sono causa di degrado. Offrirgli un'area in un punto specifico di Marghera. Infine, la chiamata raccolta di cittadini, associazioni, forze civiche di ogni quartiere per la grande mobilitazione di fine estate per trasformare ogni via di Mestre, cosiddetta calda, in un presidio di legalità e solidarietà, coinvolgendo giovani, famiglie e anziani in un'unica grande rete di vigilanza attiva. Manifestazione statica, cioè il movimento su un'area statica di zona tipo via Piave, via Carducci, Altobello, Corso del Popolo, zone calde, e per 1 ora e mezza, 2 ore, dove se ci uniamo con tutti i cittadini che hanno voglia di partecipare a questo, con fischietti e megafoni come quelli che usano per cacciare sia pusher che tossici, ci troviamo su un certo punto di Mestre e camminiamo avanti e indietro sulla strada, certamente creando disagio a chi passa, ma facendoci sentire e facendo capire che il territorio è nostro, dobbiamo riappropriarci del territorio della città.
Di zone calde ha parlato Anna Maria Parisi, torniamo a parlare di caldo fra poco, dopo la pubblicità, perché parleremo anche di chi cerca refrigerio dal caldo, ma lo fa nel modo sbagliato, ad esempio tuffandosi nel Piave, e non si può perché c'è il divieto, ma bisogna costantemente monitorare perché sono tanti purtroppo che violano il divieto e abbiamo raccontato tante volte anche di drammi o tragedie sul Piave. Fra poco. Il fiume deve essere interpretato come un parco naturale e non come una piscina, una succedanea di una piscina. Ecco, cioè, bisogna stare attenti al fiume, rispettarlo, perché le acque del Piave, noi che siamo rivieraschi, siamo stati allevati con il detto: il Piave è un fiume traditore. E sono stati molti negli anni ad essere stati traditi dalle acque del Piave. Proprio dopo una di queste tragedie, nel corso della conferenza per l'ordine e la sicurezza dai sindaci era arrivata una richiesta. E si chiedeva: ma vabbè, ma allora cosa dobbiamo fare? Chi fa cosa e come lo fa? Da questo è partito, il prefetto si è arrogato naturalmente l'onere di richiedere come muoversi e ha fatto la richiesta all'Avvocatura dello Stato. Il prefetto ha così interrotto una situazione di impasse che si era creata con un parere dell'Avvocatura dello Stato ben chiaro trasmesso lo scorso autunno ai sindaci. Che dice: i comuni devono preservare naturalmente la sicurezza. La sicurezza sono acque non balneabili, devono dare divieto di balneazione. Abbiamo preso questa missiva che è arrivata, siccome non c'erano più altre comunicazioni di fare riunioni, abbiamo passato al corpo di vigili: studiatelo, fate l'ordinanza e andiamo avanti, perché tra l'altro il mese di agosto è il mese anche più pericoloso, perché allora adesso sì c'è un'altra frequenza all'interno del Piave. Appena pronti sull'argine saranno posizionati cartelloni multilingue di divieto di balneazione. Vengono qua, passano qualche ora al fresco, di sera, di notte, quando vogliono, ma però che non corrano pericolo quei bambini per entrare in acqua, che tra l'altro ha una temperatura molto bassa, dunque sappiamo che provoca congestioni. Bagniamoci i piedi ma non bagniamo il corpo, insomma, cioè adoperiamo l'acqua per rinfrescarci senza entrare, perché l'acqua adesso magari ce n'è pochissima e potremo vedere il fondo da tutte le parti, però il Piave è un fiume che presenta una varietà di fondo a distanza di 10 metri, dunque è molto pericoloso. Dopo l'ordinanza, sui social c'è già chi ironizza sull'utilità del provvedimento, c'è chi lo critica e chi invita addirittura a spostarsi altrove per fare il bagno nel Piave. Gli incidenti succedono quasi sempre per spavalderia, si assume i suoi rischi e non posso essere io tacciato di non aver reso possibile la difesa di quella vita. Torniamo a Vicenza per chiudere con la morte di Carlo Bolzani, decano della storia della pasticceria a Vicenza. Si è spento a 88 anni e ci sono in queste ore, continuano i messaggi di condoglianze giunti alla famiglia. Migliaia di testimonianze anche da persone molto lontane che lo piangono naturalmente. È una persona che ha lasciato il segno anche sia nel mondo del lavoro che nel mondo dello sport e nella vita di tutti i giorni, perché chi veniva in negozio, specialmente quando lui lavorava, trovava sempre una barzelletta con il caffè, non usciva mai senza un saluto, un sorriso. Tanta la commozione tra i molti vicentini che sono venuti ad esprimere le condoglianze personalmente alla famiglia di Carlo Bolzani, 88 anni, nella pasticceria nei pressi di Ponte degli Angeli, diventata la sede storica dell'attività. Come testimoniano le foto esposte, l'offelleria non è stata l'unica passione di Carlo, che aveva condiviso le sue specialità tra le eccellenze locali e con i grandi dello sport vicentino, nel ciclismo, nel basket e con i calciatori dell'Ane. Una persona che ha sempre fatto del bene a tutti indistintamente, a ogni amico ha allungato una mano. È stato nello sport, voi lo sapete, nel basket, soprattutto nel ciclismo. Lui è sempre stato un grande sponsor di tutte queste attività. Ha aiutato tantissimi pasticceri anche ad aprire le attività, ha aiutato sempre a espandere
la pasticceria a Vicenza. I funerali verranno celebrati lunedì alle 10:45 nella chiesa di San Pietro. Ai figli il Papa Carlo ha lasciato un'ultima disposizione. Lui soprattutto ci ha detto: mi raccomando, il giorno che io muoio non chiudete ma fate festa. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, arrivederci.